Buonasera a tutti. Cominciamo con l'appello. Prego. Buonasera a tutti, procedo con l'appello. Sarto Marco, Montisano Vera, Perissinotto Nicola, Zia Paolo, Canta Elisa, Di Vece Daniela, Trevisan Elisa, Presente. Bravin Rachele, Finotto Alberto Fabio, Guglielmini Pierino assente giustificato, Battistuta Diego, Tamassi Evaristo, Marchesan Rocco, Buoso Arianna, Sì. Boatto Giuseppe, Miollo Carlo, Basolino Antonio. Sono altresì presenti come assessori esterni Antelmo Luca assente, Berardo Giampietro, Doretto Catiuscia, Munerotto Mattia. Vengono nominati come scrutatori il capogruppo Marchesan, capogruppo Miollo e capogruppo Zia. Iniziamo con il punto 1, interrogazione presentata dal gruppo consigliare Lista Civica Rocco Marchesan Sindaco, avente ad oggetto Europei di Duathlon, notevoli disagi alla circolazione stradale. Nella giornata di sabato 18 e nella mattinata del 19 marzo scorso si sono svolti a Caorle gli Europei di Duathlon. La manifestazione ha interessato diverse strade del territorio comunale del capoluogo e delle frazioni, in particolare di quella di San Giorgio di Livenza. L'amministrazione, che insieme al soggetto organizzatore dell'evento, Silca Ultralight Vittorio Veneto, ha tracciato il percorso delle gare, ha reso noto con un comunicato stampa diffuso nel primo pomeriggio di venerdì 17 marzo le limitazioni previste alla circolazione, consigliando ai cittadini percorsi alternativi in base alla meta da raggiungere. In verità, già da qualche giorno circolavano voci su importanti limitazioni alla circolazione stradale e alla sosta nelle giornate interessate dalla manifestazione, accompagnate da una gran confusione sull'effettiva consistenza dei divieti. Infatti, nei giorni precedenti alla manifestazione, all'albo pretorio online del comune di Caorle sono state pubblicate diverse ordinanze dirigenziali della polizia locale sulla disciplina del traffico e della circolazione stradale per garantire lo svolgimento in sicurezza della manifestazione. Ordinanza dirigenziale numero 62 del 10 marzo 2023, successivamente integrata e modificata da ordinanza dirigenziale numero 71 del 14 marzo 2023 e da ordinanza dirigenziale numero 75 del 16 marzo 2023. Apprendiamo dai cittadini che la manifestazione, dallo spirito positivo, ha recato più danni che introiti alla comunità di Caorle. Basti pensare ai cittadini e agli imprenditori della zona di Levante e di Falconera completamente isolati rispetto al resto della città con attività commerciali, bar e ristoranti che hanno perso clienti anche già prenotati a causa delle difficoltà di raggiungere l'attività. Ritardi nelle consegne a causa di passaggi a spot compatibilmente con gli orari della gara, con mezzi costretti ad attese di 30-40 minuti durante l'orario lavorativo. Turisti e visitatori del weekend che, scoraggiati dai limiti alla circolazione, hanno preferito cambiare meta. Addirittura a San Giorgio di Livenza, dove è stata prevista la chiusura della corsia lato mare di Corso Risorgimento con apertura al traffico solo della corsia lato Monti, sabato non si è assistito al passaggio di atleti. Sempre a San Giorgio di Livenza si sono registrate difficoltà all'accesso alle attività commerciali, con ingorghi in uscita in attesa del lasciapassare dell'agente di polizia locale. Divieti di sosta lungo ambo i lati di Corso Risorgimento a San Giorgio di Livenza che hanno scoraggiato l'accesso alle attività poste lungo la via. Ci risulta inoltre che a Cacorniani e Cacottoni non si sia potuta celebrare la Santa Messa a causa dell'impossibilità per il celebrante di raggiungere le chiese. In generale è un grande disagio per tutti. Iniziative quali quelle di questo tipo sono sicuramente un fattore positivo per la nostra località, ma vanno studiate bene per contenere i disagi, se proprio inevitabili, al minimo. E non ci pare che in questo caso si siano soppesati nel modo corretto i diversi interessi in gioco. Tutto ciò premesso e considerato, si chiede al sindaco se l'amministrazione abbia valutato lo svolgimento della manifestazione in altre zone del territorio comunale
e per quale motivo abbia deciso di approvare l'itinerario proposto. Se nella scelta dell'itinerario l'amministrazione abbia coinvolto le associazioni di categoria rappresentative delle attività commerciali coinvolte e in caso positivo con quale esito. Se l'amministrazione abbia valutato concretamente i disagi delle attività commerciali e ai cittadini e come abbia deciso di superarli. Se l'amministrazione pensa di scusarsi pubblicamente per l'accaduto e o se intende porre in essere altre azioni per rimediare ai disagi arrecati ai cittadini e agli imprenditori. Se l'amministrazione abbia intenzione di ripetere in futuro la manifestazione, se per le future manifestazioni l'amministrazione intenda preventivamente coinvolgere gli operatori commerciali maggiormente esposti al rischio di disagi. A norme di regolamento si chiede risposta in seduta consigliare. Caorle, 22 marzo 2023, sottoscritta da capogruppo Rocco Marchesan, consigliere Arianna Buoso e consigliere Giuseppe Boatto. Do la parola all'assessore Munerotto per la risposta. Grazie. Grazie Presidente, buonasera a tutti i consiglieri. In merito all'interpellanza, per prima cosa corre l'obbligo di fare una premessa. Un evento della portata dell'Europeo di duathlon a Caorle nel circuito cittadino non era mai stato ospitato. Quando si fa una manifestazione di tale rilevanza, senza un'esperienza pregressa, è evidente che alcune cose possono anche non funzionare, sicuramente. Quello che corre l'obbligo è di ricordare che quando ci sono eventi del genere, in un periodo come marzo, è in evidenza di dare un ulteriore allungamento di quello che è la nostra stagionalità e promuovere Caorle all'estero su un panorama turistico, anche su mercati come quello inglese, che proietta la nostra città in chiave turistica. Quindi certamente disagi ce ne sono stati, le cose non avendo un'esperienza pregressa possono essere state magari anche non esattamente andate come dovevano andare, però nel complesso la gestione è stata anche diciamo dal punto di vista dell'operato sia dei volontari, che sono stati più di 160, che dei comandi di polizia locale, che anche dei volontari della protezione civile, è stata ottima, perché supportare un evento del genere in sicurezza non è facile. Quindi mi sento di dire che si può sempre migliorare, perché non è che un evento di questa portata possa essere supportato da una città come la nostra, su un circuito cittadino come il nostro, senza non comportare dei disagi. Detto questo, in merito alle richieste fatte dall'interpellanza dal gruppo di Marchesan Sindaco, mi sono fatto fare una relazione dal comandante di polizia locale per rispondere puntualmente alle osservazioni fatte. Do lettura. Non risulta corretto quanto asserito, ovvero che la manifestazione sportiva e le conseguenti modifiche alla viabilità sono state comunicate alla popolazione solo in data 17 marzo, come asserito, in quanto già in data 7 marzo veniva diffuso un comunicato con cui si informavano i cittadini delle modifiche alla viabilità necessarie per garantire lo svolgimento della competizione sportiva. A ciò aggiungo che è facilmente reperibile nella pagina Facebook del Comune di Caorle, quella istituzionale, che sono stati fatti ben 4 post anche in tempi anteriori rispetto a quello comunicato nell'interpellanza: 7 marzo, 9 marzo, 16 marzo, 18 marzo. Mentre nel sito del Comune, nelle news, sono state prodotte 3 news, 9 marzo, 13 marzo, 16 marzo. Per quanto riguarda l'informazione delle categorie, questa è stata fatta, è stato presentato il calendario di DMO ancora a gennaio con gli eventi già programmati e erano informati di questa manifestazione. Sono state fatte anche comunicazioni e collaborazioni sia con Federalberghi, che hanno gestito anche l'aspetto alberghiero, che con l'Ascom, e tanto è vero che anche l'Ascom aveva nella sua pagina riprodotto tutte le comunicazioni fatte. L'ordinanza relativa alla disciplina della circolazione per la gara, che si è svolta esclusivamente in territorio di Caorle nel pomeriggio di sabato 18 marzo, è stata adottata in data 10 marzo, pubblicata all'albo per la conoscenza generale e comunicata lo stesso giorno a tutti gli enti ed organismi pubblici e privati interessati alle modifiche della viabilità.
L'ordinanza relativa alle gare che hanno coinvolto anche il territorio sestino di Livenza è stata adottata solo in data 16 marzo, in quanto conseguente all'autorizzazione della gara rilasciata dalla città metropolitana e all'ordinanza della Prefettura di Venezia di sospensione della circolazione adottata solo il 15 marzo. Quindi mentre le strade di competenza esclusiva del Comune di Caorle abbiamo adottato l'ordinanza il 10 marzo, quella che interessava la parte lato provinciale e il Comune Sestino, che è di competenza della città metropolitana e della Prefettura, è stata adottata, sì è vero, il 16 marzo perché sono arrivate le autorizzazioni solo il 15 marzo. Non risulta corretto affermare che la zona di Levante e Falconera sono rimaste completamente isolate, in quanto il traffico veicolare non è mai stato completamente bloccato, grazie al lavoro svolto dalla polizia locale e dai volontari, che hanno gestito i transiti da e per la zona di Levante, chiaramente sempre garantendo le condizioni di sicurezza degli atleti. In particolare nel pomeriggio di sabato, proprio per non isolare la zona di Falconera, è stato creato un percorso di transito all'interno della proprietà dell'azienda agricola Chigiato, in un senso unico alternato su strada Palangon, gestito da operatori della polizia locale, che ha consentito il flusso e il deflusso degli utenti anche da quella zona. Quindi nessuna zona è stata isolata. Qualsiasi zona che era oggetto di chiusura veniva garantito comunque un passaggio. È stato aperto un varco, grazie, e voglio anche ringraziare pubblicamente l'azienda agricola Chigiato, che ci ha permesso di passare tramite la propria proprietà per poter raggiungere strada Palangon e per permettere così a chi abitava a Falconera di poter comunque muoversi in autonomia. Nelle frazioni di San Giorgio di Livenza e la Salute di Livenza, la statale provinciale 42 che attraversa è sempre stata percorribile, a senso unico alternato, grazie agli operatori della polizia locale che hanno gestito il traffico. Non trova riscontro l'affermazione che a San Giorgio di Livenza sabato non si è assistito al passaggio di atleti. Salvo non si faccia riferimento a sabato pomeriggio, quando la località non è stata interessata da gare e la circolazione si è svolta regolarmente senza restrizioni. Il divieto di sosta sul corso Risorgimento ha riguardato un numero limitato di posti macchina, posti comunque reperibili senza problemi nelle immediate vicinanze. Non ci risulta che la Santa Messa a Calconiani non si sia potuta celebrare a causa della manifestazione, anche perché l'orario di inizio 8:30 era antecedente alla partenza delle gare della frazione ciclistica. Non sembra che a Calconiani sia ordinariamente celebrata la messa ogni domenica, o almeno non appare nei calendari e programmi orari diffusi dalla Corporazione Pastorale di Caorle. Si comunica inoltre che una manifestazione similare al 2020 di triathlon si è svolta in data 10 agosto ed ha coinvolto altre località come Porto San Vito di Latanea con dei disagi, visto il periodo, sicuramente più consistenti. Questo per quanto riguarda la relazione del comandante. Dopo alcune considerazioni su quanto chiesto dalla lista civica Rocco Marchesan. L'amministrazione risponde al primo punto in particolare. Se l'amministrazione abbia valutato lo svolgimento della manifestazione in altre zone del territorio comunale e per quale motivo abbia deciso di approvare l'itinerare proposto. Allora, l'amministrazione ha valutato la possibilità di ospitare un campionato europeo di duathlon nel mese di marzo. Uno dei campionati più prestigiosi a livello europeo sulla base delle richieste della Federazione Triathlon italiana. E ovviamente quando una federazione richiede ha valutato anche il contesto in cui inserire una determinata manifestazione di così alto prestigio. Vorrei sottolineare che hanno partecipato per la prima volta anche 16 atleti paraolimpici, di cui la medaglia d'oro, ultima medaglia d'oro nelle ultime Olimpiadi, è un record per una manifestazione del genere. È stata gestita in completa sicurezza ed è stata molto apprezzata dagli atleti. Nel passato, anche più volte, era stato chiesto dall'amministrazione comunale di portare, magari fare un esperimento anche su Caorle, e su questo la federazione, su cui abbiamo rapporti ancora dal periodo commissariale, ha ritenuto di valutare anche questa opzione. Per quanto riguarda poi il percorso non lo stabilisce il sindaco, non lo stabilisce l'assessore, ma ci sono delle regole internazionali che necessitano di determinate distanze e necessitano di un certo tipo di percorso che viene valutato da un responsabile tecnico, neanche a livello nazionale, ma il responsabile tecnico dell'ETU, che sarebbe
l'Europea Triathlon, la Federazione Europea del Triathlon. Quindi il percorso era già stabilito e va a inserirsi in un contesto di normativa europea. Per quanto riguarda gli altri punti, mi sembra di aver già risposto in base alla relazione del comandante e anche su quanto riguarda le comunicazioni e il coinvolgimento delle categorie, e rispondo all'ultimo punto, che se per le future manifestazioni l'amministrazione intende preventivamente coinvolgere gli operatori commerciali maggiormente esposti a rischio e disagi e se l'amministrazione abbia intenzione di ripetere in futuro tale manifestazione. Allora, chiaramente, visto anche questa esperienza, un po' anche quello che succederà per il Giro d'Italia, che vedrà coinvolta la nostra città con le chiusure ancora maggiori rispetto a quelle del triathlon, sarà nostra cura informare il più presto possibile, parlavo stamattina proprio con il comandante, l'intera popolazione per capire quali potrebbero essere i disagi che comportano la chiusura veicolare delle città delle strade interessate dal passaggio degli atleti. Saranno sicuramente, visto, ripeto, questa esperienza, coinvolti soprattutto chi magari può avere un disagio maggiore. Per quanto riguarda se abbiamo intenzione di ripetere queste manifestazioni, è chiaro che nel momento in cui una federazione con cui abbiamo rapporti ormai consolidati venga a proporre una manifestazione a Caorle, magari di rilievo internazionale, sarà a cura dell'amministrazione, anche in base a questa esperienza, di valutare positivamente o negativamente, a seconda anche poi di quello che è il ritorno per la nostra città, il periodo, perché un marzo come quest'anno nessuno se lo immaginava dal punto di vista del meteo, ha portato comunque, chiudo, a Caorle, mi sono fatto fare una relazione da parte della SICA che ha gestito l'evento, ha portato a Caorle circa 1500 persone per 4 giorni, che vuol dire circa 6.000 presenze, con un indotto stimato intorno ai €500.000, perché in base alle tabelle quelle stabilite dagli enti statistici. Quindi questo per noi è stato comunque, come poi si è espressa Federalberghi, vorrei riportare, c'è un articolo di giornale datato 21 marzo in cui leggo la Presidente di Federalberghi: le strutture attualmente aperte sono andate tutte sold out, in quanto le stanze sono state occupate dagli atleti dei campionati europei di duathlon, lamentele di alcuni operatori economici, ma a Caorle si parla di grande successo. Questa è la dichiarazione, diciamo, della Presidente di Federalberghi, in cui va a dichiarare che dipende sempre poi. Facciamo una considerazione, no? Si valuta sempre con chi si va a parlare, perché quando c'è un disagio c'è chi viene penalizzato e c'è invece chi non lo è e che magari ha anche un ritorno dal punto di vista della manifestazione, perché anche altri operatori economici hanno valutato positivamente questa manifestazione. Presidente, per me è tutto, se qualcuno ha altro qualcosa da chiedere. Se ci sono interventi su questo punto? Prego, capogruppo Nessun Miollo. intervento, solo che quando si nega l'evidenza dei fatti dispiace sempre. Grazie. Capogruppo Miollo, prego. Sì, grazie Presidente, buonasera a tutti. Effettivamente anche noi abbiamo raccolto un certo disagio, nel senso che ci è stato segnalato che, insomma, da un punto di vista della viabilità la manifestazione, insomma, ha trovato i cittadini di Caorle un po' impreparati. Sicuramente la manifestazione dal nostro punto di vista è da ripetersi. Io, insomma, ho sentito le parole dell'assessore e ho anche in qualche modo apprezzato che nelle prime parole di battuta dell'assessore c'erano delle scuse in qualche modo, nel senso che a questi disagi che oggettivamente si sono visti, perché oggettivamente io stesso l'ho provato per 2 giorni, non sono riuscito ad andare in ufficio perché non si poteva transitare in alcune strade e non c'era un'alternativa. Cioè non c'era un'alternativa praticabile per arrivare dal centro a Falconera. Questo è successo per 2 mattine di seguito, oggettivamente. Ciò non toglie che a fronte di iniziative di questa portata si può anche accettare che ci sia un disagio, quindi l'auspicio è quello che magari in futuro si possa intervenire nella definizione dei percorsi che abbiamo appreso oggi, invece essere stata sostanzialmente calata un po' dall'alto, quindi è stata un po' subita dalla cittadinanza. Quindi magari se si riuscisse in qualche modo a intervenire per tempo per garantire delle vie alternative, ecco, mettiamola così, in maniera da
assicurare un passaggio, per quanto disagevole, ma almeno un passaggio tra le varie località, diciamo da Ponente a Levante. Non ho contezza di quanto sia accaduto nelle frazioni, nel senso che almeno personalmente non mi è arrivata nessuna segnalazione in questo senso, però il centro storico sì. Quindi bene il fatto che ci siano iniziative, auspichiamo che ce ne siano altre iniziative di questo tipo. Certo è, come dice l'assessore, da imparare un po' fare un po' di esperienza e cercare di migliorarsi per evitare che ci siano quanto più possibile disagi poi da parte dei cittadini. Quindi più ancora che l'idea che non ci sia stata l'informativa, secondo me è proprio sull'entrare nella definizione del percorso che bisognerebbe cercare l'amministrazione di far sentire forse un po' di più la propria voce, perché conosce meglio quelli che sono i punti di criticità della viabilità, magari piuttosto che non chi la vede solo in una piantina. Ecco. Grazie. C'è qualcos'altro? Prego, signor Sindaco. Sì, a me sembrava, e spiace che il capogruppo Marchesan abbia detto, perché dovrebbe spiegare qual è la negazione dell'evidenza dei fatti, perché mi sembra che l'assessore, mi permetta, abbia la cortesia almeno quando sto parlando, poi se vuole può intervenire, un po' di rispetto di quelli che sono i tempi del Consiglio Comunale, di quelle che sono le regole della discussione. E allora, e poi avrà l'occasione di rispondermi se vorrà. Si negano quali fatti? Il fatto, l'assessore l'ha spiegato bene. La prima ordinanza dell'amministrazione comunale è uscita per tempo e ad una certa data. Si tenga conto che la manifestazione è stata fatta in marzo. La stessa manifestazione in passato, e l'ha ricordato l'assessore, è stata fatta il 10 di agosto in un'altra parte del territorio. Certo, ma allora o si considera quel territorio meno importante, perché è evidente che anche in quel territorio, ma il 10 di agosto, un certo disagio è stato creato. Il 10 di agosto, non la fine di marzo. È altrettanto vero che il percorso, è evidente che fare una manifestazione fuori Caorle è diversa che portare il percorso all'interno del tracciato cittadino. Ebbene, avremo di disagi quando avremo il Giro d'Italia il giorno 24, ci saranno un paio di quartieri che saranno completamente bloccati, all'interno dei quali dovremo addirittura avere un presidio medico, perché evidentemente non c'è la possibilità di raggiungerli, per cui avremo 2 quartieri completamente bloccati, dovremo chiudere le scuole, dovremo modificare il trasporto urbano. È evidente che il Giro d'Italia ha un altro ritorno dal punto di vista della promozione e della permanenza in termini turistici. E questo ha creato il disagio, ma va messo sul piatto, come ha cercato di spiegare l'assessore, e io credo che abbia fatto bene a dire all'inizio: io non le considererei delle scuse, delle riflessioni, dicendo che si può migliorare, ma che abbiamo cercato di fare il meglio tenendo conto di, come è stato detto, l'ordinanza è stata fatta per tempo. Nessun quartiere è stato completamente bloccato, ci sono stati dei disagi, perché poi questa è la relazione della Polizia Municipale, io non ho fatto tutto il circuito. Dei disagi, certo che sì. Io non farei neanche tanto un paragone tra quanto è stato pagato, da quanto e per quanti soldi si sono spesi, perché l'impiego delle forze è stato comunque importante, paragonandolo al ritorno economico che ha citato l'assessore, perché è altrettanto vero che avere 1500 persone che hanno avuto, per la maggior parte stranieri, poi inglesi, più del 50% erano inglesi, e che hanno avuto la possibilità di conoscere la nostra città e che in futuro potranno tornare, ha evidentemente un'onda diversa. Cioè la manifestazione di Jacobs piuttosto che del Giro d'Italia non ci darà un immediato ritorno economico, ma una promozione evidentemente della località. E allora è vero, ha sbagliato a dire a Cacotoni non si tiene ordinariamente la messa tutte le domeniche, per cui non è calendarizzata, e quella di Cacorniani non è stata sicuramente non fatta per colpa della manifestazione, in quanto la strada era accessibile perché la manifestazione è cominciata dopo. Allora è evidente che le considerazioni che ha fatto l'assessore, rispetto anche a quanto hanno detto gli albergatori, è chiaro che qualcuno si è lamentato, ma non abbiamo ascoltato anche chi invece, come è stata la Presidente di Federalberghi, ha detto che i 30 alberghi aperti per l'occasione erano completamente pieni, e non solo. Purtroppo non abbiamo avuto completamente tutta la capacità ricettiva, perché altri atleti hanno dovuto rivolgersi a località vicine.
E allora io credo che sia ingeneroso dire quando si nega l'evidenza dei fatti. L'evidenza dei fatti è anche tutta questa parte. Dopo è facile dire, vale lo stesso discorso di Via Mentana. Abbiamo ascoltato i cittadini di San Giorgio e non sono completamente d'accordo su Via Mentana, e dipende quali persone avete ascoltato, perché ce ne sono tantissime altre che su questo sono d'accordo. Allora dipende con chi parliamo, ma soprattutto dipende che cosa mettiamo in evidenza. Allora, se a noi sta a cuore il bene di questa città, c'è una parte buonissima che può essere messa in evidenza, una parte buonissima. E se di fronte alla persona che io cerco di valorizzare, e in questo caso stiamo parlando della nostra città, esclusivamente i difetti, delle cose che non hanno funzionato, io non direi neanche questo, perché era in qualche maniera preventivato il disagio, era preventivato. Sono stati bravi, e faccio anch'io insomma i complimenti al corpo della Polizia Municipale, ai volontari dell'Associazione Nazionale Carabinieri, ai volontari della Protezione Civile, perché hanno operato con professionalità e non ci sono stati disagi così gravi da mettere in difficoltà qualcuno. Sì, certo che se uno al sabato può avere difficoltà a raggiungere il posto di lavoro, ad esempio io quel sabato in ufficio ci sono riuscito ad andare. E abbiamo l'ufficio sullo stesso fabbricato, con fatica, certo che sì, perché i varchi erano a certi orari. Allora è evidente che noi molto spesso siamo abituati nella nostra città ad arrivare con la macchina sotto l'esercizio, no? Sotto il negozio, e non fare i 200 metri a piedi, ma nel caso specifico, voglio dire, il mio ufficio io l'ho raggiunto ed è nella stessa posizione, lo dico perché è nella stessa posizione del suo, con qualche difficoltà, e certo che sì, ci mancherebbe altro. Allora, portare una manifestazione così in un circuito cittadino, far correre gli atleti all'interno anche del contesto urbano, tenendo conto delle prescrizioni che sono state fatte, come ha detto l'assessore, il circuito del Giro d'Italia come questo non è stato scelto dall'amministrazione comunale. Certo che il piacere di vedere scorrere le biciclette sul lungomare c'è, perché evidentemente si dà l'opportunità di far conoscere la città. Era più facile tenerla fuori. Anche questa era più facile manifestazione tenerla fuori, ma non avrebbe evidentemente avuto, sotto il profilo della promozione e del ritorno, lo stesso impatto. Non avrebbe avuto, sotto il profilo del successo della manifestazione, per come è andata e per i complimenti che abbiamo ottenuto non solo dalla federazione, anche dagli stessi atleti. La città ha avuto i complimenti della federazione e degli stessi atleti. Dei disagi, sì. Se dovessimo ripetere la manifestazione, credo che si potrà sicuramente, sulla scorta dell'esperienza fatta, migliorare qualcosa. Chiedere all'amministrazione di scusarci per i disagi, dovremmo farlo quotidianamente, allora, quello di scusarci, perché non sempre riusciamo a soddisfare i bisogni dei cittadini. Se dovessimo farlo solo per la manifestazione, io credo che messo sul piatto i benefici di questa manifestazione rispetto ai disagi, credo assolutamente di no. Se poi invece uno dice per i disagi che si creano i cittadini, questa amministrazione si deve scusare, sì, tutti i giorni, ma non questa, tutte le amministrazioni. Tutte le amministrazioni d'Italia dovrebbero scusarsi quotidianamente, perché non sono in grado di soddisfare tutti quelli che sono i bisogni dei cittadini quotidianamente. Allora, nel caso specifico abbiamo messo sul piatto i benefici rispetto a quelli che sono stati i disagi. Ecco, io credo che questo vada considerato. Quali sono stati i benefici di questa manifestazione rispetto ai disagi? Ecco, credo che i benefici siano stati sicuramente molto, molto più grandi rispetto a quelli che sono stati i disagi. C'è altro? Prego, consigliere Boatto. Posso? Grazie. Io voglio solo, tralasciando un attimo l'intervento magari del mio capogruppo, che sicuramente ha più chiamiamola una sensibilità dal punto di vista e di un argomento magari riguardante alla Chiesa, e quindi si è fatto portavoce di quella che era quella situazione in primis, presumo, perché lui era a conoscenza di quella. Io reputo invece che sono estremamente favorevole a questo tipo di manifestazioni. Non potrei essere d'accordo con l'assessore, in quanto ritengo che un evento di questa portata qua abbia solo dei benefici. Sappiamo che ci sono delle difficoltà, e in primis le conosco e so che non dipende sempre dall'assessore nell'andarle ad organizzare e a crearle. Io le ho viste sabato e anche domenica,
ho visto, è venuto qualcuno a lamentarsi, abbiamo portato la comunicazione di chi si è lamentato, però ritengo sempre che le manifestazioni in questo momento, soprattutto in questo momento, dopo 2 anni di difficoltà, servano alla città e servono agli imprenditori del territorio per ripartire e per continuare in un percorso importante della città, nell'immagine, nelle presenze turistiche che per noi sono fondamentali, quindi ben vengano, le avevo provate già a portare all'interno di questo territorio, so anche con gli organizzazioni quanto difficile possa essere, quindi capiamo le problematiche che ci sono state a San Giorgio, capiamo anche chi ha avuto delle difficoltà, magari come ha già detto l'assessore, da dover intervenire, magari da dover migliorare, però sono manifestazioni che danno un'immagine notevole e importante alla nostra città. Grazie. Se non c'è altro possiamo passare al punto 2. Approvazione dei verbali della seduta precedente. Visti i verbali delle sedute del Consiglio Comunale comprendenti le deliberazioni dal numero 1 al 15 del 23 febbraio 2023, dato atto che i citati verbali sono stati depositati e comunicati a norma del regolamento comunale, che sono stati acquisiti i favorevoli pareri di legge, si chiede quindi di approvarli. Possiamo procedere alla votazione. Voti favorevoli? All'unanimità. Perfetto. Okay. Passiamo al punto 3, approvazione e modifica al piano del commercio sulle aree pubbliche. Relazione all'assessore Munerotto. Grazie Presidente. Questa delibera andiamo a approvare le modifiche al piano comunale per il commercio su aree pubbliche. Il vigente piano del commercio su aree pubbliche è stato approvato con deliberazione di Consiglio Comunale numero 37 del 22 giugno 2008 e ha successivamente subito delle modificazioni solamente su alcune tipologie di interventi. La materia del commercio sulle aree pubbliche ha subito importanti cambiamenti negli ultimi anni, soprattutto a seguito dell'introduzione dei principi di liberalizzazione sancite dalle direttive comunitarie recepite con il decreto legislativo 59 del 2010 e successive modifiche. Conseguentemente si è resa necessaria una revisione delle norme regolamentari contenute nel piano comunale. Nell'allegato A sono evidenziate le variazioni e nell'allegato B, che poi andremo a provare, è il regolamento adottato. Dal punto di vista delle parti su cui siamo intervenuti, che abbiamo relazionato anche in sede di commissione, sono sostanzialmente delle modifiche tecniche, come indicato nella premessa, che si sono rese necessarie per adeguare il regolamento alla normativa vigente attuale. Dal punto di vista sostanziale, le modifiche che hanno un rilievo dal punto di vista discrezionale è il tentativo di semplificare le procedure per il commercio sulle aree pubbliche riguardante alcune tipologie, come l'articolo 13, dove è stato delegata all'amministrazione comunale sui divieti, sulle modalità di svolgimento dell'attività itinerante, l'articolo 13, che viene quindi delegata alla giunta comunale sia per introdurre oppure togliere alcune vie o tratti di strade interessati al divieto per il commercio itinerante. Mentre per quanto riguarda l'altro passaggio sostanziale è in occasione delle autorizzazioni temporanee, che è l'articolo 18, dove viene semplificato le procedure, pensiamo al Natale per esempio, in cui, do lettura, in relazione alle caratteristiche e alle tipologie dell'evento, il Comune può definire procedure semplificate per l'utilizzo della scia, in luogo dell'autorizzazione da parte degli operatori, non già in possesso dell'autorizzazione per il commercio su aree pubbliche. Quindi si delega all'amministrazione comunale a avere chi non ha dei requisiti particolari già previsti, a fare delle procedure semplificate per poter permettere all'amministrazione comunale e agli organizzatori di eventi di avere delle procedure semplificate. Il comma 6 poi invece, e questa è un'importante semplificazione, il possesso da parte dei singoli operatori dell'autorizzazione amministrativa per il commercio su aree pubbliche sostituisce a tutti gli effetti il rilascio dell'autorizzazione temporanea per l'attività svolta all'interno di aree concesse per eventi o manifestazioni. Quindi chi ha già i requisiti previsti dalla norma, che è già in possesso, non occorre che vada a fare ulteriori domande, e quindi sostituisce questo possesso l'autorizzazione.
Per il resto, se c'è qualche domanda, io sono a disposizione rispetto agli interventi già intervenuti. Se ci sono interventi su questo punto? Nessuno? Possiamo passare alle dichiarazioni di voto. Prego, capogruppo Zia. Grazie Presidente, buonasera a tutti. A riguardo del punto esposto dall'assessore Munerotto esprimiamo parere favorevole, grazie. Prego, capogruppo Marchesan. Buonasera a tutti, anche noi parere favorevole. Prego, capogruppo Miollo. Parere favorevole. Votazione, voti favorevoli. Unanimità. Votiamo l'immediata eseguibilità. Voti favorevoli. Unanimità. Passiamo al punto 4. Determinazione del valore convenzionale del credito edilizio e del contributo straordinario per gli interventi in deroga o in variante allo strumento urbanistico. Relaziona il consigliere Tamassia. Sì, grazie Presidente, buonasera a tutti. Allora, l'articolo 16 del DPR 380/2001 stabilisce che il Consiglio Comunale, relativamente all'incidenza degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, debba tener conto della valutazione del maggior valore generato da interventi su aree o immobili in variante urbanistica o in deroga. Tale maggior valore è suddiviso in misura non inferiore al 50% tra il Comune e la parte privata ed è erogata da quest'ultima sotto forma di contributo straordinario. Ora, la Regione Veneto non ha mai provveduto alla definizione delle tabelle parametriche per i calcoli di questo contributo e in questo caso spetta al Comune in via provvisoria definirle. Allora, con delibera del Consiglio Comunale del 2019, numero 21, era stato approvato il regolamento per la gestione del credito edilizio, però tale regolamento non era stato stabilito il valore convenzionale del credito edilizio, che viene definito in virtù dell'area di generazione dello stesso in rapporto all'area sulla quale il credito atterra al momento del suo utilizzo. Quindi un metro quadro di credito edilizio a San Giorgio ha un valore diverso rispetto a un metro quadro rapportato al centro storico. Okay? Per pervenire alla definizione di tale valore si parte dalla mappatura del territorio per fasce omogenee e l'associazione delle stesse a valori minimi OMI per abitazioni civili. Ritenuto che oltretutto questo valore è preso a riferimento anche per la definizione del contributo straordinario di base, preso atto che sono tenuti al pagamento di questo contributo straordinario tutti gli interventi in variante o in deroga agli strumenti urbanistici, ivi compresi i procedimenti attivati con il SUAP, cioè lo sportello unico delle attività produttive, si chiede di deliberare di approvare l'allegato A, che è denominato criteri di determinazione del contributo straordinario per interventi su aree immobili in deroga in variante allo strumento urbanistico, in quale di fatto vengono stabilite le fasce e viene stabilito il valore da dare al contributo straordinario, di attivare un periodo di sperimentazione del metodo utilizzato al fine di verificare che i criteri e i valori per il calcolo del contributo garantiscono imparzialità amministrativa e di stabilire che l'importo del contributo straordinario non potrà essere oggetto di scomputo in sede di calcolo degli oneri di urbanizzazione per il rilascio del permesso di costruire e che tale somma sarà introitata in apposito capitolo di entrata e vincolata alla realizzazione di opere pubbliche e servizi di pubblico interesse. Io ho finito. Se ci sono interventi su questo punto? Nessuno? Possiamo passare alle dichiarazioni di voto. Prego, capogruppo Zia. Grazie Presidente, riguardo al punto esposto esprimiamo parere favorevole, grazie. Prego, capogruppo Marchesan. Noi ci asteniamo. Prego, capogruppo Miollo. Sì, anche noi esprimiamo parere favorevole e anche sottolineando il fatto che era da tempo che si aspettava insomma, questa delibera che finalmente permette di poter utilizzare appieno quello che è lo strumento della legge regionale di Veneto 2050, che finora ha avuto un'applicazione monca proprio perché non si sapeva quali erano gli atterraggi di questi crediti edilizi e quindi non si potevano in qualche modo utilizzare appieno. Quindi bene, grazie. Passiamo alla votazione. Voti favorevoli? Astenuti? Votiamo l'immediata eseguibilità. Voti favorevoli? Astenuti? Passiamo al punto 5. Approvazione e convenzione ai sensi dell'articolo 28 bis del DPR numero 380/2001 relaziona il consigliere Tamassia. Sì, allora la ditta immobiliare Carlo SRL ha presentato domanda di permesso a costruire convenzionato.
avente ad oggetto un intervento su un immobile ubicato in Caorle in via Meduna 6/8. Con l'immobile ricade in zona territoriale omogenea di 5 e in seguito alla variante del piano interventi che è stata approvata in Consiglio Comunale il 20 aprile 2021 è stato recepito il cambio di destinazione d'uso del fabbricato da alberghiero residenziale. Ora, trattandosi di un intervento che comporta la realizzazione di un edificio con volume superiore ai 2000 m3, l'intervento è subordinato al rilascio del permesso a costruire convenzionato. Ora, dato atto che relativamente all'obbligo di realizzare opere di urbanizzazione conseguenti al incremento di volume da destinare a parcheggio verde, si è proceduto alla loro monetizzazione nell'importo complessivo di euro 17.671,80, si chiede di deliberare di prendere atto di tale domanda di permesso di costruire convenzionato, di dare atto della loro monetizzazione così come appena esposto e di approvare l'allegato schema di convenzione. Interventi? Nessuno? Possiamo passare alle dichiarazioni di voto. Prego, capogruppo Zia. Grazie Presidente. A riguardo del punto esposto esprimiamo parere favorevole. Prego, capogruppo Marchesan. Sì, grazie. Noi esprimiamo parere favorevole. Capogruppo Miollo. Parere favorevole. Passiamo alla votazione. Voti favorevoli? Unanimità. Votiamo la immediata eseguibilità. Voti favorevoli? Unanimità. Passiamo al punto 6 relativo al nuovo regolamento comunale di polizia mortuaria e dei servizi cimiteriali. Relaziona il consigliere Berardo. L'assessore Berardo, scusate. Buonasera, grazie Presidente, buonasera a tutti. Premesso che con deliberazione del Consiglio Comunale numero 23 del 20 marzo 2007 è stato approvato il regolamento comunale dei servizi mortuari e con successiva deliberazione consigliare numero 46 del 27 maggio 2013 sono state apportate alcune modifiche. Lo stesso strumento, a distanza di alcuni anni, risulta obsoleto, non aggiornato alle nuove norme in materia e carente in alcune parti importanti. Ritenuto pertanto opportuno procedere all'adozione di un nuovo regolamento comunale che tenga conto dell'evoluzione normativa, visto lo schema di regolamento comunale per i servizi cimiteriali all'uovo predisposto. Chiede di approvare il nuovo regolamento comunale di polizia mortuaria e dei servizi cimiteriali, il quale si compone di numero 70 articoli allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale. Di dare atto che il regolamento di cui al comma 1 entrerà in vigore ad avvenuta esecutività della presente deliberazione. Di disporre la pubblicazione del regolamento medesimo nell'apposita sezione del sito internet comunale. Di dare atto che all'entrata in vigore del regolamento di cui trattasi viene abrogato il precedente regolamento. Grazie. Interventi? Nessun intervento. Passiamo alle dichiarazioni di voto. Prego, capogruppo Zia. Grazie Presidente. A riguardo del punto esposto dall'assessore Berardo esprimiamo parere favorevole. Prego, capogruppo Marchesan. Sì, grazie, anche noi parere favorevole. Capogruppo Miollo. Parere favorevole. Passiamo alla votazione. Voti favorevoli? Votiamo l'immediata eseguibilità. Voti favorevoli? Unanimità. Questo non serviva? Vabbè. Passiamo al punto 7, relativo all'approvazione di convenzioni tra i comuni di Portogruaro e Caorle per la gestione delle sepolture e servizi cimiteriali nel cimitero di Lugugnana a favore dei residenti del comune di Caorle. Relazione all'assessore Berardo. Grazie Presidente. Premesso che con deliberazione di Consiglio Comunale numero 12 del 26/01/2017 veniva approvata la bozza di convenzione atta a regolare i rapporti tra il Comune di Caorle e quello di Portogruaro relativamente alla gestione delle sepolture dei cittadini delle frazioni di Castello di Brussa e Brussa che devono essere sepolti presso il più vicino cimitero di Lugugnana. La stessa convenzione veniva proposta ed approvata con deliberazione del Consiglio Comunale numero 70 del 26/11/2018, numero 7 del 18/3/2020 e numero 36 del 17/6/2021, per la durata di anni 2 con scadenza il 30/4/2023, stabilendo un onere forfettario per il Comune di Caorle della misura di €500 per ogni evento. A seguito di intercorsa corrispondenza tra i due enti si è giunti alla comune determinazione di approvare una nuova convenzione della durata di almeno anni 2 e lo stesso onere forfettario di €500 a carico del Comune di Caorle per ogni salva che deve essere sepolta presso il cimitero di Lugugnana.
Vista la bozza di convenzione che di seguito sommariamente si riepiloga, definizione delle rispettive competenze dei due comuni coinvolti e dei rispettivi uffici, durata della convenzione anni 2 a decorrere dalla venuta esecutività della deliberazione del Comune di Portuguaro. Onere forfettario a carico del Comune di Carle per ogni tumulazione e inumazione svolta dal Comune di Portuguaro nel cimitero di Lugnana per cittadini residenti in vita nelle località di Brussa e Castello di Brussa, stabilita pari a 500 euro cada uno. Ritenuto pertanto di approvare l'allegato schema di convenzione allegato al presente atto che disciplina la gestione delle sepolture e dei servizi nel cimitero di Lugnana a favore dei residenti del Comune di Carle nelle frazioni di Castello di Brussa e Brussa, si chiede a questo Consiglio Comunale di deliberare in merito a di approvare l'allegata bozza di convenzione tra i Comuni di Portuguaro e di Carle per la gestione delle concessioni cimiteriali, dei servizi e delle operazioni cimiteriali nel cimitero di Lugnana per i residenti del Comune di Carle. 2. Di dare atto che l'accordo al cui presente atto è operativo al momento della sottoscrizione della Convenzione. 3. Di dare mandato al dirigente dei servizi tecnici di sottoscrivere la sopracitata Convenzione. Grazie. Interventi? Nessun intervento. Passiamo alle dichiarazioni di voto. Prego, Capogruppo Zia. Grazie Presidente. A riguardo del punto esposto esprimiamo parere favorevole. Prego, Capogruppo Marchesan. Sì, grazie, anche noi parere favorevole. Prego, Capogruppo Miollo. Parere favorevole. Passiamo alla votazione. Voti favorevoli? Unanimità. Votiamo l'immediata eseguibilità. Voti favorevoli? Unanimità. Passiamo al punto 8. Criteri e modalità per l'assegnazione di contributi, in particolare per iniziative per il decentramento amministrativo e per lo sviluppo economico e sociale del Veneto orientale. Relazione all'assessore Berardo. Grazie Presidente. Premesso che la legge regionale numero 16 del 22 giugno 1993, iniziative per il decentramento amministrativo e per lo sviluppo economico e sociale del Veneto orientale, la Regione Veneto vuole promuovere la realizzazione di iniziative per il decentramento amministrativo e lo sviluppo economico e sociale nel Veneto orientale. Con la legge regionale numero 6 del 3 febbraio 2020, la Regione Veneto ha profondamente rivisitato l'impianto normativo della legge regionale numero 16, sulla base anche di quanto proposto e condiviso con la conferenza dei sindaci del Veneto orientale. Per il raggiungimento di tali finalità, la Regione Veneto per l'esercizio 2023 ha stanziato l'importo di euro 160.000 e con propria delibera di Giunta regionale numero 140 di quest'anno ha approvato i criteri e le modalità per l'assegnazione dei contributi ai comuni, stabilendo i criteri, le tempistiche e le modalità operative per l'assegno di detti contributi. I soggetti destinati dai contributi alla legge regionale numero 16 sono i seguenti 22 comuni ubicati nell'area del Veneto orientale. Questi contributi possono afferire ad interventi decisi dalla conferenza dei sindaci del Veneto orientale e gestiti da un comune in qualità di ente capofila ed ottenere un contributo regionale nella misura massima del 70% delle spese preventivate ammesse per singolo progetto. La conferenza dei sindaci ha discusso le priorità e i temi rilevanti per la valorizzazione e lo sviluppo del territorio di riferimento. In diverse sedute tenutesi, giungendo infine nella seduta del 5/4/2023 all'approvazione dei seguenti progetti. 1. Aggiornamento del PAES. 2. Masterplan per l'archeologia. 3. Analisi, occupazione e offerta formativa. 4. Avvio e sostegno alla formazione nell'ambito territoriale e sociale del Veneto orientale. 5. Masterplan per le aree produttive. Si rende necessario provvedere all'approvazione della Convenzione, da cui risulti l'individuazione degli enti capofila deputati a gestire le iniziative e a tenere i rapporti con l'amministrazione regionale per l'attuazione dei progetti e che copia della stessa dovrà essere trasmessa da parte del Comune capofila unitamente alla richiesta di contributo alla Regione Veneto. Pertanto si chiede a questo Consiglio di voler deliberare in merito a questi punti. 1. I progetti elencati in premessa, da candidare alla richiesta di contributo alla legge regionale 16 per l'annualità 2023 e riportati in allegato B alla presente deliberazione. L'adesione e il confinanziamento in quota parte dei progetti demandato al dirigente dell'area amministrativa successivamente alla concessione del finanziamento regionale. L'impegno di spesa di 3.143 euro che troverà copertura nel relativo capitolo di bilancio corrente per la copertura in quota parte del confinanziamento dei seguenti progetti. 1. Aggiornamento del PAES. Comune capofila Sastino di Livenza. 2. Masterplan per l'archeologia. Comune capofila Concordia Sagittaria. 3. Analisi, occupazione e offerta formativa, Comune capofila Jesolo.
4. Avvio e sostegno della formazione dell'ambito territoriale e sociale del Veneto Orientale, Comune Capofila Portuguaro. 5. Master plan per le aree produttive, Comune Capofila Gruaro. La convenzione tra i comuni aderenti ai progetti riportati in allegato A rappresenta la deliberazione nonché i rispettivi enti capofila deputati a gestire le iniziative e a tenere i rapporti con l'amministrazione regionale, demandando i sindaci a relativa sottoscrizione. 2. Di demandare al dirigente dell'area amministrativa dei comuni capofila l'accertamento delle entrate del contributo regionale di cui alla legge 16/93, finalizzati alla realizzazione dei suddetti progetti e dell'importo derivante dalle quote pro capite dei comuni aderenti agli stessi, per la stessa parte del costo non coperto dalla Regione Veneto. Grazie. Interventi? Nessun intervento, possiamo passare alle dichiarazioni di voto. Prego, capogruppo Zia. Grazie Presidente, riguardo del punto esposto esprimiamo parere favorevole. Prego, capogruppo Marchesan. Sì, grazie, anche noi parere favorevole. Prego, capogruppo Miollo. Parere favorevole. Passiamo alla votazione. Voti favorevoli? Unanimità. Votiamo anche l'immediata eseguibilità. Voti favorevoli? All'unanimità. Passiamo al punto 8, relativo all'approvazione del nuovo regolamento della biblioteca civica. Punto 9, scusate. Approvazione del nuovo regolamento della biblioteca civica di Caorle. Relaziona la consigliera Canta. Prego. Grazie Presidente. Buonasera a tutti. Il nuovo regolamento della biblioteca nasce... Accendi. Non è acceso il microfono. Sì? Allora mi avvicino. Grazie, scusate. Buonasera a tutti. Il nuovo regolamento della biblioteca nasce principalmente con l'intento di armonizzare il testo con la Carta dei Servizi. Carta dei Servizi è stata rinnovata e approvata a dicembre 2021. Principalmente sono 3 i punti di innovazione di questo testo. Il primo riguarda la gestione dei servizi della mediateca e quindi l'utilizzo del Wi-Fi che è stato introdotto nel maggio del 2022 in biblioteca e delle 6 postazioni internet. L'obiettivo è quello di non vedere la biblioteca come un internet point, ma vedere la biblioteca invece come quindi un luogo dove ci sono testi e prodotti appunto culturali e di conseguenza si vuole dare accesso alla rete wifi all'utilizzo delle 6 postazioni internet solo se si è iscritti, quindi solo se si è tesserati con la biblioteca si può utilizzare questo servizio. L'altro punto importante è quello dell'alleggerimento e la semplificazione degli articoli. Gli articoli prima del numero in realtà degli articoli, non dei contenuti. Gli articoli prima erano oltre 60, ora invece sono 24. Snellire gli articoli era perché questo obiettivo è quello di non rendere ripetitivo quello che già si trova nei codici nazionali e internazionali della gestione delle biblioteche. La biblioteca per esempio di Caorle fa parte del Polo Via che insieme alla provincia di Venezia, Treviso e provincia di Belluno fanno parte del grande polo della rete regionale che fa parte quindi poi anche delle biblioteche nazionali. Quindi il regolamento è un regolamento che degli articoli del regolamento venivano semplicemente proprio ripetuti, qua vengono solo citati. Per quanto riguarda il terzo punto, è proprio la prima volta che è stata messa in rete, tra virgolette, sullo stesso tavolo di decisione la direzione della scuola Andrea Palladio, dell'Istituto Comprensivo Andrea Palladio, quindi sia la scuola di primo grado che la scuola di secondo grado. E insieme alla parte dei responsabili e dei dirigenti c'è anche il Consiglio dei ragazzi. Insieme si decide come comportarsi da un punto di vista di sale dedicate a determinate età piuttosto che ad altre età e soprattutto ci sono delle collaborazioni importanti per i progetti scuola libro e lettura, quindi per promuovere il libro e la lettura. Questo in sostanza. Se ci sono interventi su questo punto? Nessun intervento, passiamo alle dichiarazioni di voto. Prego, capogruppo Zia. Grazie Presidente, esprimiamo parere favorevole.
Capogruppo Marchesan. Sì, anche noi, grazie, esprimiamo parere favorevole. Prego, Capogruppo Miollo. Parere favorevole. Passiamo alla votazione, voti favorevoli, unanimità. E possiamo passare al punto 10. Linee di indirizzo per i servizi di informazione, accoglienza ed assistenza turistica. Relazione all'assessore Munerotto. Grazie Presidente. Con questa delibera andiamo a approvare le linee di indirizzo per i servizi di informazione, accoglienza e assistenza turistica. Sostanzialmente andiamo a rinnovare l'accordo con la Fondazione Carlo Città dello Sport per la gestione del servizio yacht. Farò un po' il sunto della delibera senza andare a leggerla, visto che sono più che altro riferimenti normativi. Andrò a focalizzarmi su alcuni aspetti. Come sappiamo, con la legge regionale 11 del 2013 la Regione ha rinnovato quello che è l'aspetto di organizzazione dell'aspetto turistico sulla destinazione. Ha introdotto quello che si chiamano DMO o OGD, attraverso la valorizzazione sia delle risorse locali che anche l'intervento dei privati. Fra una delle attività, chi ha una DMO come Caorle costituita ha l'obbligo di gestire quello che è l'ufficio di informazione turistica e accoglienza attraverso un accordo con la Regione in base alla legge 241 del 90, un accordo fra enti, quindi Comune di Caorle e Regione, che per 3 anni rinnovabili va a gestire quello che è il servizio di accoglienza turistica, attraverso il quale poi l'amministrazione può gestire in maniera autonoma questo tipo di servizio. Il nostro accordo sarebbe scaduto ad agosto del 2023 e con PEC del 16 febbraio 2023 il dirigente dei servizi della persona ha manifestato la volontà di procedere al rinnovo e successivamente la Regione ha risposto, consentiva questo rinnovo determinando quindi il nuovo accordo con scadenza il 5 agosto del 2026. Successivamente in DMO, il 10 marzo del 2023, la DMO OGD Caorle ha riconfermato la Fondazione quale soggetto ideale per gestire questo tipo di servizio. La Fondazione, come sappiamo, gestisce da anni ormai questa attività e in modo proficuo ed è un braccio operativo dell'amministrazione comunale. Sostanzialmente l'accordo ricalca i precedenti e va a regolare quelli che sono la durata, l'oggetto, la disciplina del servizio, che deve essere in linea con quello che è stabilito dalla delibera di Giunta regionale 472 del 2020, il personale da impiegare, come la disciplina di gestione sia del personale che degli immobili e dei beni immobili, le spese di manutenzione e quant'altro quello che serve per gestire questo servizio, molto importante per la nostra località. È l'intenzione dell'amministrazione, e ce l'abbiamo anche nel nostro programma elettorale e su cui stiamo lavorando, estendere questo servizio di yacht anche nelle vicine località di Porto Santa Margherita e Duna Verde. Stiamo lavorando in questa funzione in maniera tale di valorizzare queste 2 località turistiche nostre, locali, che hanno bisogno di essere valorizzate anche nell'ambito dell'accoglienza. Quindi con questa delibera provvediamo a rinnovare questa gestione dell'ufficio yacht alla Fondazione fino al 5 agosto del 2026. Interventi su questo punto? Nessuno? Possiamo passare alle dichiarazioni di voto. Prego, Capogruppo Zia. Grazie Presidente. Riguardo il punto esposto esprimiamo parere favorevole. Prego, Capogruppo Marchesan. Sì, grazie, anche noi parere favorevole. Prego, Capogruppo Miollo. Parere favorevole. Passiamo alla votazione. Voti favorevoli? Unanimità. Votiamo anche l'immediata eseguibilità. Voti favorevoli? Unanimità. Punto 11. Approvazione del rendiconto di gestione per l'esercizio 2022. Relazione all'assessore Montisano. Buonasera a tutti, grazie Presidente. Al 31/12/2022 il risultato di amministrazione corrisponde ad un avanzo pari ad euro 9.215.303,41. L'aver ottenuto un risultato positivo evidenzia la capacità dell'ente di coprire le spese correnti e quelle di investimento con un adeguato flusso di entrate. La composizione dell'avanzo del risultato di amministrazione è la seguente: 2.990.329,49 parte accantonata, 2.159.803,42 parte vincolata,
285.096,02 parte destinata agli investimenti e 3.780.047,48 totale parte disponibile. Il saldo della gestione di competenza ammonta ad euro 5.435.237,44. Questo risultato evidenzia la capacità dell'ente di conseguire un adeguato flusso di risorse tale da assicurare la copertura finanziaria degli impegni di spesa assunti. Passando ad analizzare le entrate, titolo primo, entrate correnti, ammontano ad euro 20.995.477,21 e comprendono le entrate di natura tributaria, contributiva e perequativa. Titolo secondo, trasferimenti correnti, ammontano ad euro 2.496.213,54 e comprendono le entrate derivanti da trasferimenti correnti dello Stato, da altri enti del settore pubblico allargato e in genere da economie terze. Si evidenzia che nel corso del 2022 lo Stato ha trasferito euro 193.329,31 per il fondo compensativo imposta di soggiorno, euro 106.665,66 per occupazione suolo pubblico, euro 4.664,52 per minori entrate addizionali IRPEF, euro 351.201,58 per gli aumenti degli oneri utenze ed euro 8.732,17 per acquisto libri per biblioteche. In merito ai finanziamenti regionali per funzioni delegate e finalizzate a specifiche attività sono stati trasferiti euro 521.950,51 per il trasporto pubblico locale ed euro 39.563,42 per sostegno alle locazioni. Titolo terzo, entrate extratributarie, ammontano ad euro 6.154.388,63 e comprendono per la maggior parte proventi di natura patrimoniale propria o derivante dall'erogazione di servizi pubblici. Titolo quarto, entrate in conto capitale, ammontano ad euro 5.417.556,32 e comprendono quelle entrate che sono dirette al finanziamento delle spese di investimento, tra le quali sono ricompresi i contributi statali per investimenti. Si segnala che l'ente nel corso dell'esercizio 2022 non ha contratto nuovi mutui. Tra le entrate in conto capitale sono stati accertati euro 2.819.579,09 come proventi ex Bucalossi, destinati al finanziamento della parte corrente per euro 1.149.987,18 e per la parte capitale per euro 1.669.591,91. Titolo nono, entrate per conto terzi, ammontano ad euro 3.842.683,64 ed afferiscono ad entrate poste in essere in nome per conto di terzi, in assenza di qualsiasi discrezionalità ed autonomia decisionale da parte dell'ente. Passando alle spese, titolo primo, spese correnti, sono quelle spese destinate a finanziare l'ordinaria gestione ed ammontano ad euro 27.608.114,96. Titolo secondo, spese in conto capitale, riguardano le somme destinate all'acquisizione di beni diretti a incrementare il patrimonio dell'ente e comprendono la realizzazione, l'acquisto e la manutenzione straordinaria di opere di urbanizzazione primaria e secondaria, di immobili strumentali, di beni demaniali e ogni altro intervento di investimento gestito dall'ente. Sono ivi compresi anche i conferimenti di incarichi professionali che producono l'acquisizione di prestazioni intellettuali o d'opera di uso durevole. Ammontano ad euro 5.612.673,64. Titolo quarto. Spese per rimborso di prestiti. Sono gli oneri sostenuti nel corso dell'anno per il rimborso delle quote capitale riferite a prestiti contratti. Ammontano ad euro 1.755.136,86. Titolo settimo. Spese per conto terzi. Sono quelle spese poste in essere in nome e per conto di terzi in assenza di qualsiasi discrezionalità ed autonomia decisionale da parte dell'ente. Ammontano ad euro 3.842.683,64. L'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti è pari a meno 19,91 giorni, mentre l'importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati oltre i termini previsti ammonta ad euro 1.075.824,34.
Per l'esercizio 2022, sia il risultato di parte corrente che quello di parte capitale ed ovviamente quindi complessivo restituiscono un risultato positivo. L'obiettivo del saldo non negativo pertanto è stato raggiunto. L'obiettivo del contenimento della spesa di personale dell'esercizio 2022 è stato raggiunto. La destinazione dell'imposta di soggiorno ha riguardato per il 29% la promozione, per il 34% le manifestazioni e per il restante 37% i servizi pubblici locali. Il gettito di imposta di soggiorno per l'esercizio 2022 è pari ad euro 3.153.267,32. Grazie. Interventi su questo punto? Nessuno? Possiamo passare alle dichiarazioni di voto. Prego, capogruppo Zia. Grazie Presidente. Riguardo il punto esposto esprimiamo parere favorevole. Prego, capogruppo Marchesan. Sì, grazie, a noi parere contrario. Prego, capogruppo Miollo. Parere contrario. Passiamo alla votazione. Voti favorevoli? Contrari? Votiamo l'immediata eseguibilità. Voti favorevoli? Contrari? Punto 12. Tari, approvazione tariffe anno 2023, relazione all'assessore Montisano. Grazie Presidente. Con questa delibera si procede alla determinazione delle tariffe Tari per l'anno 2023. Vengono confermate sia la ripartizione dei costi tra utenze domestiche e quelle non domestiche che i coefficienti KA, KB, KC e KD vigenti. Le scadenze per il pagamento del tributo rimangono il 31 luglio e il 1 dicembre. Il PEF a cui si fa riferimento è quello approvato con deliberazione consigliare numero 23 del 28 aprile 2022. Rispetto al 2022, mediamente le tariffe hanno subito un incremento del 16,6%. In merito a questo aumento bisogna fare due considerazioni. La prima, che l'aumento del 6,6% rispetto al 2022 era già previsto dal PEF. La seconda, che con delibera consigliare nel corso del 2022 si è provveduto a ridurre il PEF Tari del 10%. Tale riduzione è stata coperta attraverso l'utilizzo del Fondo Funzioni Fondamentali. Facciamo un esempio. Un nucleo familiare composto da una persona con superficie media di 85 metri quadri nel 2022 avrebbe dovuto pagare euro 115. Con la riduzione ne ha pagati 103. Nel 2023 ne pagherà 118. Quindi l'incremento effettivo ammonta ad euro 3. L'incremento sul pagato è del 14,6%, mentre sul PEF è del 2,6%. Per un'utenza non domestica, se guardiamo gli stabilimenti balneari, considerando una superficie media di 4.578 metri quadri, nel 2022 avrebbero dovuto pagare euro 5.782,58. Con la riduzione ne hanno versati 5.234,29, mentre nel 2023 ne verseranno euro 6.113,88. Quindi l'incremento ammonta ad euro 331,34. L'incremento sul versato è del 16,8%, mentre sul PEF del 5,7%. Grazie. Interventi su questo punto? Nessuno? Passiamo alle dichiarazioni di voto. Prego, capogruppo Zia. Grazie Presidente, esprimiamo parere favorevole. Prego, capogruppo Marchesan. Sì, grazie, a noi parere contrario. Prego, capogruppo Miollo. Parere contrario. Passiamo alla votazione. Voti favorevoli? Voti contrari? Votiamo l'immediata eseguibilità. Voti favorevoli? Voti contrari? Punto 13. Regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale, componente Tari, modifiche ed integrazioni. Relazione all'assessore Montisano. Grazie Presidente. Con delibera numero 21 del 15 aprile 2014, il Consiglio Comunale ha approvato il regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale, componente Tari. La delibera di oggi si rende necessaria al fine di procedere ad apportare alcune modifiche ed integrazioni fondamentali al fine dell'adeguamento del regolamento alla normativa vigente, alle deliberazioni di ARERA e a quelle del Consiglio di Bacino. Vi è un'unica modifica che è stata apportata su indicazione dell'amministrazione, che consiste nel fissare ad euro 12 l'importo annuale al di sotto del quale il versamento non è dovuto. Analogamente non si darà atto al rimborso nel caso in cui la richiesta sia inferiore ad euro 12. In precedenza il limite era di euro 10. Grazie.
Interventi su questo punto? Nessuno? Passiamo alle dichiarazioni di voto. Prego, capogruppo Zia. Grazie Presidente, parere favorevole. Prego, capogruppo Marchesan. Sì, grazie, noi ci asteniamo. Prego, capogruppo Miollo. Astensione. Passiamo alla votazione. Voti favorevoli? Astenuti? Votiamo l'immediata eseguibilità. Voti favorevoli? Astenuti? Punto 14. Variazione al bilancio di previsione finanziario 2023-2025 in relazione all'assessore Montisano. Grazie Presidente. La variazione al bilancio di previsione 2023-2025 di oggi ammonta ad euro 1.829.129,60. Prevede l'utilizzo di avanzo di amministrazione per complessivi euro 1.338.397,58, di cui euro 188.024,98 di avanzo vincolato, euro 37.729,60 di avanzo per accantonamenti, euro 26.000 di avanzo per investimenti ed euro 1.086.643 di avanzo libero. Ammontano ad euro 149.253 i trasferimenti correnti da amministrazioni locali, mentre ammontano a complessivi euro 34.024 le entrate derivanti dalla vendita e dall'erogazione di servizi. Vi sono inoltre manovre compensative che interessano variazioni tra capitoli di spese. Con questa variazione si stanziano euro 95.000 per manutenzioni alloggi ERP ed euro 50.000 per costituire un nuovo fondo a sostegno delle famiglie per bollette d'affitti. Euro 95.000 vengono destinati alla manutenzione straordinaria delle strade, euro 50.000 per l'acquisto di arredo urbano, euro 50.000 per la segnaletica orizzontale, euro 30.000 per lavori di sistemazione del parco giochi di Santa Margherita ed euro 50.000 per la sistemazione degli impianti sportivi. Vengono inoltre stanziati euro 300.000 per incarichi professionali, euro 40.000 per straordinaria manutenzione dell'area verde di Piazzale Portesin ed euro 20.000 per l'acquisto di telecamere per la frazione Brussa. Grazie. Interventi su questo punto? Nessuno? Possiamo passare alle dichiarazioni di voto. Prego, capogruppo Zia. Grazie Presidente, esprimiamo parere favorevole. Prego, capogruppo Marchesan. Sì, grazie, noi ci asteniamo. Prego, capogruppo Miollo. Voto di astensione. Passiamo alla votazione. Voti favorevoli? Astenuti? Votiamo l'immediata eseguibilità. Voti favorevoli? Astenuti? Passiamo al punto 15, riconoscimento debito fuori bilancio, sentenza numero 387 del 2022, relazione all'assessore Montisano. Grazie Presidente. Con il decreto legge 34 del 2020, per agevolare alcune attività imprenditoriali, in considerazione degli effetti connessi all'emergenza sanitaria, veniva stabilita l'esenzione dell'imposta unica municipale propria, a condizione che i relativi proprietari fossero anche gestori delle attività esercitate. Alcuni contribuenti, persone fisiche, hanno presentato richiesta di rimborso IMU relativamente all'annualità 2020, alla quale seguiva il diniego da parte dell'ente, in quanto i soggetti passivi IMU risultano soggetti differenti rispetto al soggetto, società, che gestisce l'attività. Il diniego veniva impugnato dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Venezia, che con sentenza 387-2022, depositata in data 14 novembre 2022, accoglieva la tesi della controparte. L'ente, a seguito della citata sentenza, decideva di appellare, presentando contestualmente richiesta di sospensione. In data 23 marzo 2023, la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado ha rigettato l'istanza di sospensione. Dato che questa sentenza rientra tra le ipotesi di debito fuori bilancio previste dalla legge, con la delibera di oggi si procede a riconoscere la legittimità del debito fuori bilancio per un importo pari ad euro 37.729,60 e alla sua copertura mediante il fondo rischi per contenzioso iscritto nell'avanzo accantonato del conto consuntivo 2022. Grazie. Ci sono interventi su questo punto? Nessuno? Passiamo alle dichiarazioni di voto. Prego, capogruppo Zia. Grazie Presidente, riguardo il punto esposto esprimiamo parere favorevole. Prego, capogruppo Marchesan. Sì, grazie, noi ci asteniamo. Capogruppo Miollo. Voto di astensione. Passiamo alla votazione. Voti favorevoli? Astenuti? Passiamo alla votazione sull'immediata eseguibilità. Voti favorevoli?
Astenuti? Punto numero 16. Attività di vigilanza e controllo sull'azienda speciale Don Moschetta, bilancio di previsione 2023-2025, piano programma. Relazione all'assessore Doretto. Grazie Presidente, buonasera a tutti. Il bilancio previsionale 2023 dell'azienda speciale Don Moschetta è stato redatto attraverso una proiezione dei costi e dei ricavi di una bozza del preconsuntivo 2022, tenendo conto degli oneri correlati all'aggiornamento contrattuale di lavoro dei dipendenti del settore pubblico. L'esposizione del bilancio per centro di costo mette in evidenza le aree di maggiore criticità: l'attività della casa di riposo, l'attività della mensa e il mercato ittico, che vengono compensate con margini positivi del campeggio, del SAD, che è il servizio di assistenza domiciliare, e della gestione dei parcheggi. Dalle osservazioni del revisore dei conti emerge che nel complesso la previsione economica del 2023 è in modesto avanzo. Per quanto riguarda il piano del programma pluriennale, le cose da evidenziare sono, per quanto riguarda il servizio di assistenza domiciliare, la definizione di un progetto incarico domiciliare integrata che fa riferimento alle dimissioni protette di persone fragili, quindi c'è un percorso di accompagnamento dalla dimissione dall'ospedale fino al rientro a casa. Questo avviene attraverso un lavoro di equipe d'ambito che comunque ha l'obiettivo di rafforzare e integrare comunque le capacità delle persone fragili. Oltre a questo c'è anche un altro progetto in collaborazione con la casa di riposo Francescon di Portoguaro, dove si sta attendendo comunque l'accettazione della candidatura al progetto Interreg Italia-Slovenia 2021-2023. Anche questo progetto ha l'obiettivo fondamentale e importante di condividere delle strategie integrate per la sfida comune dell'invecchiamento delle persone anziane o delle persone più fragili. Per quanto riguarda la gestione inclusiva del turismo sociosanitario, l'azienda speciale Don Moschetta comunque mantiene l'importante servizio del SAD da offrire anche alle persone che vengono in vacanza nella nostra città, e questo è molto importante perché mantiene e va a promuovere anche il turismo inclusivo. Per quanto riguarda poi la gestione dei parcheggi comunali e linee blu, l'affidamento è di 5 anni e la gestione dei parcheggi custoditi per quanto riguarda il municipio interrato, la Bafile, sempre il parcheggio interrato, il multipiano, il parcheggio di Levante e il parcheggio di Ponente. Per quanto riguarda il mercato ittico si mantengono comunque le attività che sono sempre state seguite. Per quanto riguarda invece la gestione del verde, l'azienda speciale Don Moschetta nel 2023 seguirà tutta la parte di gestione e manutenzione del verde relativo alle zone di Sansonessa, Duna Verde, San Gaetano, Ottava Presa, San Giorgio di Livenza e Cacottoni, sempre con un affidamento di 5 anni. Da sottolineare anche l'importanza della gestione del campeggio, perché è stato ipotizzato di allungare la stagionalità. È stata fatta comunque una prova nel 2022 e visti gli esiti positivi si pensa comunque di continuare con questo allungamento della stagionalità. Per quanto riguarda visti gli articoli 42 e seguenti dello Statuto dell'azienda speciale Don Moschetta, nei quali vengono disciplinate le modalità circa la vigilanza, il controllo e la verifica sull'attività dell'azienda stessa da parte dell'amministrazione comunale, preso atto che in dato 13 marzo 2023 è stato acquisito il protocollo del Comune, il bilancio di previsione 2023-25 e il piano di programma, dato atto che l'argomento è stato preventivamente sottoposto all'esame della terza commissione consigliare in data 20 aprile 2023 ai sensi dell'articolo 10 del vigente regolamento del Consiglio Comunale, visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi, si chiede al Consiglio Comunale di deliberare approvando l'allegato del bilancio di previsione 2023-25 e il piano di programma dell'azienda speciale Don Moschetta. Interventi su questo punto? Prego, capogruppo Marchesan. Sì, ho necessità di acquisire alcune delucidazioni sul futuro della casa di riposo, perché dalla lettura della relazione, leggo della relazione allegata al bilancio di previsione 2023,
che siccome sono aumentati i costi delle materie prime, è stato dato incarico allo studio ingegneristico Franceschin di Mestre di rivedere la progettazione dell'ampliamento entro costi più contenuti e sostenibili per l'ente. Questo, se la memoria non mi tradisce, il sindaco in un precedente consiglio comunale aveva manifestato l'idea di accantonare l'ampliamento perché, se non ricordo male, quei 100 posti della casa di riposo trovavano allocazione nella erigenda opera dell'OIC di Duna Verde, no? Ecco, volevo sapere quale delle due idee, se c'è stato un ripensamento oppure no. Inoltre volevo anche capire come mai la casa di riposo ha deciso di anticipare il rinnovo degli abbonamenti di un anno, quelli correnti per 11 mesi, diciamo, il prossimo sarà di 12 mesi, e anche di anticipare la chiusura di parcheggi, in modo particolare quello di Via dell'Astese, che se fosse pieno sarei contento, vuol dire che gli alberghi sono pieni, ma essendo vuoto quasi sistematicamente, crea dei disagi in tutti quelli che usufruivano di questo servizio. Ecco, vorrei dopo sottolineare una cosa, se è possibile. Quei posti riservati ai portatori di handicap del parcheggio, se è chiuso, non possono essere più usufruiti. È possibile magari riservare dei posti esterni proprio per queste persone che probabilmente ne hanno bisogno. Grazie. Se ci sono altri interventi, così diamo una risposta cumulativa. Prego, capogruppo Miollo. Grazie Presidente. Sì, insomma, nulla di sbalorditivo e nulla di nuovo nel leggere i dati che abbiamo anche approfondito in Commissione. Chiedevo, così a titolo delucidativo all'assessore, se poteva un attimino chiarire il servizio a domicilio rispetto al servizio mensa. Cioè noi vediamo che abbiamo un servizio mensa che ha un deficit di 55.000 euro, che segna. Peraltro apro una parentesi e segnalo in questa sede che ci sono pervenute diverse lamentele sulla qualità del servizio reso proprio della mensa, quindi adesso a titolo discorsivo, senza fare un'interrogazione, lo porto all'attenzione del Consiglio. Ma il servizio a domicilio non è una voce che si fonde con quello della mensa, cioè il servizio a domicilio non comprende i pasti a domicilio. Chiedevo una delucidazione in questo senso, se era possibile, grazie. Sì, no, perché uno porta un avanzo di 90.000 e la mensa di meno 55. Prego, Assessore Doretta. Sì, allora per quanto riguarda il servizio di assistenza domiciliare non si vanno solo a portare i pasti a casa, ma si vanno proprio a fare dei servizi di assistenza anche infermieristica alle persone, di pulizia anche delle persone stesse, ok? E si va a integrare questo poi con i pasti a domicilio. Per quanto riguarda i pasti a domicilio, noi abbiamo fatto varie riunioni con la commissione mensa, con le maestre, con i referenti, dai quali è emerso che comunque c'erano delle lamentele che non avevano poi un fondamento vero, perché comunque le maestre in quella sede lì, le referenti, hanno solo elogiato comunque sia il servizio mensa sia le persone che fanno l'attività di scodellamento, e in ogni caso noi è una delle attività che diamo una vigilanza molto attenta, ok? Prego, Sindaco. Sì, parto dai parcheggi perché è evidente che la scelta dell'istituzione è stata concertata con l'amministrazione comunale, naturalmente, quella di anticipare il mese di aprile. È una scelta politica ed è per forza di cose, se andiamo per anno, no? Se avessimo spostato in avanti di un mese, ci saremmo trovati con l'anno successivo a 13 mesi, perché effettivamente, oppure con questo abbonamento di 13 mesi.
per renderlo a scadenza normale si accorcia per forza di un mese, per cui il prossimo anno l'abbonamento si rifarà ad aprile. Questa è stata una scelta legata alla pressante richiesta che avevamo del turismo ricettivo, tenendo conto che è evidente che le strisce blu nelle zone in cui non venivano applicate le tariffe hanno cominciato effettivamente, perché il centro storico comunque è a pagamento tutto l'anno, ma nelle altre dal 1° di aprile, e così abbiamo dovuto fare per i parcheggi, quelli custoditi. Poi è vero che ci sono dei momenti in cui i parcheggi sono liberi, ma non è che a quel punto possiamo scegliere se aprirli o meno perché ce n'è la necessità. Di conseguenza è stata una scelta politica che può essere anche, diciamo così, non condivisa, però una scelta politica fatta dall'amministrazione assieme all'istituzione Don Moschetta. Sì, credo che potremmo anche fare un ragionamento per i posti dei diversamente abili, tenendo conto che i diversamente abili hanno comunque la possibilità, salvo che non ostruiscano il traffico in maniera, voglio dire, pericolosa, di parcheggiare in qualsiasi parte del territorio. Lo fanno oggi anche nel centro storico, per cui se in prossimità, e ci sono in prossimità di quelle zone, i diversamente abili dovessero parcheggiare la macchina seppur in divieto di sosta, non sarebbero comunque sanzionabili. Il tema è capire se sotto il profilo organizzativo possiamo consentire l'accesso a queste persone liberamente. Ecco, dovremmo fare un ragionamento. La parte più importante invece della sua richiesta è quella relativa all'eventuale ampliamento della casa di riposo. No? Allora, noi ci siamo trovati in questa situazione, abbiamo ereditato un progetto che aveva una certa previsione di spesa. Ora, oggi e attualmente la casa di riposo ha 76 posti autorizzati, tenendo conto che nel piano dell'ASL sono 90 e non 100. Perché? Perché il target giusto in termini di rapporto operatori e ospiti è quello di 90. Sotto questo target o anche al di sopra, evidentemente, se andassimo al di sopra dei 90 posti, tenendo conto che ci sono, è la conferenza dei sindaci poi che stabilisce il numero dei posti da assegnare, e l'istituzione Don Moschetta ha effettivamente questi 14 posti disponibili che credo prima o dopo dovremo per forza di cose occupare in tempi anche non lontanissimi, diversamente correremo il rischio che insomma, a livello di conferenza si decida diversamente, rendendo tutto sommato il servizio sconveniente, perché se c'è un rapporto tra operatori e ospiti, è vero che al di sotto dei 90 costa di più e al di sopra dei 90 costa di più. L'ospitalità evidentemente incide in maniera diversa il numero degli operatori. Ed è altrettanto vero che è stato chiarito anche in Commissione che effettivamente, pur cercando di tenere per quanto possibile basse le risorse, la gestione dell'istituzione della pura casa di riposo in questo momento è complessivamente in pareggio, ma se dovessimo guardare i centri di costo, come succede per la mensa piuttosto che per l'assistenza domiciliare, la pura gestione, o se ci fosse solo quella gestione, non sarebbe con quelle tariffe sufficienti. Ecco, credo che anche in questo senso vada fatta una profonda riflessione. Io non so se mi sono spiegato male, credo che l'amministrazione non abbia mai pensato di rinunciare a favore dell'OIC. L'OIC credo che sia di questi giorni, dovrebbero cominciare i lavori, non so se lo faranno l'OIC, anzi l'INAIL, no? In Duna Verde, perché la struttura è dell'INAIL e la gestione dovrebbe essere dell'OIC di Padova, l'Opera dell'Immacolata Concezione. No, noi non abbiamo mai pensato di devolvere quei posti o di rinunciare a favore dell'OIC. L'OIC sta facendo attraverso l'INAIL un investimento immobiliare, era tra i 3 investimenti in Italia che dovevano essere fatti e stanno procedendo, hanno fatto l'assegnazione. Io ne ho parlato direttamente il dottor Gasparini, che è il direttore generale della parte immobiliare dell'INAIL, mi ha detto che sono andati in affidamento al secondo, perché avevano avuto un ricorso al TAR, assegnato al secondo classificato. Il primo naturalmente ha fatto ulteriormente ricorso, ma non avendo dato la sospensiva, il TAR sono fiduciosi e di conseguenza hanno proceduto o stanno procedendo alla sottoscrizione del contratto.
Non credo cominceranno i lavori prima della stagione, tenendo conto che anche in quella fascia c'è la sospensione, no? Perché il regolamento edilizio del Comune di Caorle, per cui non so se faranno formalmente l'inizio dei lavori prima della stagione, lo faranno sicuramente dopo la stagione. E là insomma, è prevista la realizzazione che un po' tutti conosciamo, che insomma, è da molti anni che si parla, ma la gestione è una gestione, diciamo così, tra virgolette, privata, nella parte in cui in questo momento non hanno posti convenzionati. Per cui quella è una gestione che va per conto proprio, che terrà conto di tutta una serie di considerazioni, di indagini di mercato, di quello che effettivamente avranno valutato, tenendo conto che la popolazione invecchia, c'è una grandissima richiesta anche di persone che vogliono, se non in graduatoria, avere un posto anche a pagamento, perché ci sono dei nuclei familiari che evidentemente se lo possono anche permettere. Tra l'altro la realizzazione prevede più fasi, c'è un primo stralcio, poi ci saranno anche delle unità abitative distaccate, l'idea di un pronto soccorso, il progetto è molto ambizioso. Tornando invece alla nostra, ecco, credo che vada fatta una riflessione profonda nella parte in cui noi la consideriamo la nostra casa di riposo, detta così in maniera molto semplice, potrebbe sembrare anche volgare, però di fatto non dobbiamo dimenticarci che le graduatorie non sono graduatorie comunali, cioè oggi non è che il sindaco può disporre o l'amministrazione o chiunque di noi l'accesso a quella struttura, ci sono delle graduatorie ed è evidente che le graduatorie sono fatte a livello mandamentale, perché noi ci potremmo per assurdo ritrovare anche con una residenza per anziani occupata completamente da persone di Portogruaro piuttosto che di Pramaggiore se non trovano collocazioni in altri posti. È altrettanto vero che è una risposta comunque alla città, perché è molto più facile che i nuclei familiari accompagnino i propri anziani in strutture il più vicino possibile. Oggi attualmente, se non sbaglio, mi sembra che la struttura sia occupata per il 60% di residenti a Caorle, per il 40%, per cui dovremmo fare una riflessione, perché noi stiamo facendo gravare sulle tasche dei cittadini di Caorle, no? Perché è comunque un bilancio controllato, consolidato, come volete, insomma, delle risorse che sono anche appannaggio di ospiti che arrivano da altri comuni. Il problema dell'ampliamento invece è il tema per mettere a regime, per renderla in qualche maniera autonoma quella gestione, tenendo conto che prima della pandemia un posto nuovo, perché questi dati insomma vanno detti, un posto nuovo, comunque costruire un posto per un ospite di una casa di riposo, se noi consideriamo la nostra sono 90, costava 100.000 euro circa. Vuol dire che una casa di riposo nuova per 90 persone costava 9 milioni di euro. È evidente che con i rincari questi prezzi, no, delle materie prime, della difficoltà di reperire le materie, 10-20%, dovremmo aspettare un attimino per capire appena questa cosa si stabilizza. Il problema dove sta? Che per ottimizzare la gestione e costruire i nuovi 14 posti, oggi noi abbiamo una previsione di spesa che va dai 5 ai 6 milioni di euro. E saremo comunque in una struttura vecchia, con spazi ridotti, sacrificati. Dovremo intervenire evidentemente nell'ampliamento di quella struttura con gli ospiti dentro. Per quanto potremo attenuare i disagi, è evidente che dei disagi li recheremo, perché la struttura andrebbe completamente rivista in alcuni spazi, tenendo conto, insomma, un po' tutti la conosciamo. Ora, voi capite che 14 posti con una spesa che va quasi sui 6 milioni di euro, stiamo parlando a 400.000 euro al posto. Credo che sia un sacrificio importante che l'istituzione e che la struttura, non so se sarà in grado, noi ci stiamo provando a capire, di sostenere con il bilancio che ha. Allora, l'intenzione è quella di completare quella. C'è una seconda ipotesi, che è quella di farla completamente nuova e magari da un'altra parte, sempre all'interno del contesto urbano, perché questa è un'altra ipotesi alla quale stiamo lavorando e per la quale potrebbero esserci, io non l'ho ancora detto ad alcuno perché ci sono delle trattative in corso, perché bisogna trovare una collocazione, capire cosa costa e poi fare un ragionamento che potrebbe anche essere una finanza di progetto, cioè ad un'impresa, la costruzione di una nuova
residenza per anziani e magari in permuta quella che c'è. Questa era una seconda idea. È evidente che se le condizioni dovessero persistere così in questi termini, avremmo la necessità di assumere delle decisioni in tempi anche, allora potrebbe essere, l'escamotage poteva essere questo, perché non trattenere i posti sul territorio e fare una convenzione con l'OIC per i 14, perché abbiamo 2 strade, anzi 3, o rinunciare, ma io credo che sarebbe sbagliatissimo ed è quello che stiamo evidentemente difendendo in tutti i modi, o rinunciando, o completando la struttura, ma con queste 2 soluzioni, o convenzionandola temporaneamente per mantenerli sul territorio, tenendo conto che avremo comunque una struttura parzialmente diciamo così, equilibrata nel rapporto tra operatori e ospiti, perché non arriviamo a quella misura ideale di tot ospiti per operatori. Ecco, la volontà dell'amministrazione qual è? Quella di trovare non solo una soluzione, di trattenere i posti sul territorio, di trovare anche dal punto di vista economico la soluzione migliore. Però si tenga conto, allora io non so se ho parlato dei 100 posti o della volontà di cedere la gestione nella maniera più assoluta. Nella maniera più assoluta lo faremo con l'istituzione Don Moschetta e poi faremo tutte le valutazioni del caso. Però ecco, qua i tempi si accorciano di molto, dovremo assumere una decisione che non è più rinviabile in tempi abbastanza veloci, però con un obiettivo ben preciso, che è quello di trattenere tutti i 90 posti in capo all'istituzione Don Moschetta. Prego Capogruppo Miollo. No, perché il tema merita di spendere qualche parola in più. Noi sindaco su questa partita fin da ora le diciamo che saremo con voi perché il patrimonio che così come è stato descritto va sicuramente tutelato e le dirò di più, per quello che riguarda noi, ne abbiamo avuto modo di parlarne più volte, la strada che vedremo come migliore strada da percorrere è quella di assolutamente non rinunciare alle dotazioni ovviamente dei posti che sono assegnati, quindi vanno salvaguardati in primis, ma però di guardare con un po' di più ampio respiro anche la possibilità di dare una nuova casa agli anziani, perché insomma il conto l'ha fatto lei, è presto fatto. Se ci costa 6 milioni risistemarla e 9 milioni rifarla nuova, cioè stiamo presto a capire che insomma, chiaro che è facile fare i conti diciamo senza il portafoglio, mettiamola così, però è del tutto intuitivo che insomma provare ad immaginare una collocazione nuova immersa nel verde, magari con dei concetti di utilizzo degli spazi di co-housing, così come si comincia a pensare oggi, servizi adeguati in mezzo al verde, io credo che tutto il Consiglio Comunale su questa partita la segua. Ecco. Per quanto riguarda noi sicuramente sì. Grazie. Ci sono altri interventi? Prego. Volevo ringraziare il Sindaco per la approfondita spiegazione che ha. Anche noi, facendo un conto, se con 6 milioni ampio e con 9 la faccio nuova, siamo pienamente d'accordo anche noi su questo argomento. Comunque, le prospettive secondo noi possono essere cavalcabili, insomma. Quindi no. Prego Sindaco. Sì, ecco, solo per precisare, io ho detto bene 90 posti, proprio per correttezza di informazioni, prima della pandemia ho detto anche fossero però 11, perché con un 20% di aumento, no? Perché i 100.000 euro comunque è un'operazione conveniente. È un'operazione conveniente nella parte in cui mi costa 4 milioni e 8 fare 76 posti nuovi rispetto a spendere 6 milioni, giustamente come avete osservato voi, e farne 14. Insomma non c'è paragone, tenendo conto che però, ripeto, potrebbero esserci in tempi anche abbastanza veloci, in tempi abbastanza ristretti, delle novità, ma è cosa veramente, dico, di questi giorni, perché è frutto anche di una serie di incontri, di trattative, delle quali, devo dire la verità, ne ho informato oggi la Giunta ragionando, perché
c'era anche il tema della casa di riposo, dell'istituzione Don Moschetta, del bilancio che sarebbe venuto. Per cui l'augurio e mi conforta insomma questo sul fatto che l'intero Consiglio sia intenzionato a proseguire su questa strada, perché credo che sia un patrimonio che va preservato e per il quale dovremo fare insieme la scelta giusta. Possiamo passare alle dichiarazioni di voto. Prego, capogruppo Zia. Grazie Presidente. Riguardo il punto esposto esprimiamo parere favorevole. Prego, capogruppo Marchesan. Noi per quanto riguarda il bilancio esprimiamo un parere negativo. Prego, capogruppo Miollo. Parere contrario. Passiamo alla votazione. Voti favorevoli? Contrari? Passiamo dunque all'ultimo punto all'ordine del giorno, relativo a ordine del giorno inerente il coordinamento d'area in risposta alle potenziali condizioni di siccità per l'estate 2023. Sicuramente avrete visto nei giornali locali che questa questione era stata anticipata con un comunicato stampa della consulta dei sindaci del Veneto orientale, i quali fanno brevi premesse relative all'anno 2022, che è stato un anno particolarmente, appunto, come riconoscono, molto siccitoso, nel quale è stato istituito un tavolo interregionale di coordinamento dell'emergenza che ha visto partecipare regioni, consorzio di bonifica e autorità di bacino. Nell'estate 2022 è stato nominato anche un commissario straordinario per l'emergenza idrica e in questa riunione della consulta è stato rilevato come siano già stati raggiunti dei livelli minimi storici per quel che riguarda fiumi, corsi d'acqua e laghi in tutta l'Italia, e che questi purtroppo concorrono all'irrigazione delle colture, ma anche alla conservazione dell'ambiente e degli usi civici. E quindi rilevano in questa riunione della consulta che non solo sono minacciate le coltivazioni, ma anche, cosa più importante, il sistema ambientale nell'intero nostro territorio del Veneto orientale, no? Quindi ci si trova ad affrontare una sfida particolarmente importante, anche assieme a quelle aree che fanno parte della zona della pianura opitergina e pordenonese, con i quali condividiamo molti corsi d'acqua. Nella stessa riunione sono stati fatti dei richiami a quelle che sono normative comunitarie che prevedono la gestione della risorsa idrica su scala di bacino idrografico e che rilevano come il Veneto orientale sia una terra di bonifica e con questo dobbiamo assolutamente fare i conti. Oltre al fatto che questo territorio appunto viene vivificato grazie alla bonifica, ma deve comunque tener conto di una forte tendenza all'aridità e anche alla salinizzazione. E quindi lo scopo fondamentalmente di questo ordine del giorno è quello di chiedere a tutte le autorità competenti e interessate una importante attività per quel che riguarda il mantenimento dell'ambiente che è stato costituito mediante le opere di bonifica svolte nel corso del secolo scorso. Tant'è vero che anche il Presidente della Regione Veneto il giorno del 14 marzo del 2023 ha attivato anche uno stato di allerta per quel che riguarda la siccità nella siccità nel Veneto. Ecco allora che questa consulta, sempre nel marzo del 2023, ha nel corso dell'incontro rilevato quelle che sono le situazioni, in particolare riferite ai corsi d'acqua, evidenziando il problema della salinizzazione, ma anche il problema di quella che è la regimazione delle acque, soprattutto quelle che vengono dai territori più a monte, i territori montani, quelli più, dove l'acqua arriva per prima, ecco, perché i territori dove l'acqua arriva successivamente potrebbero essere anche in qualche maniera penalizzati. Si chiede quindi che si mantenga una corretta gestione idrica per il mantenimento dell'ecosistema, del Veneto orientale. In particolare anche gli stessi enti gestori del servizio idrico che hanno partecipato a questa riunione hanno evidenziato come ora l'approvvigionamento non venga soltanto da
fiumi e da pozzi, ma anche da falda, e l'approvvigionamento da falda tra l'altro risulta essere quello più sicuro, più garantito, e quindi quello che ha bisogno attualmente del maggior monitoraggio per garantire, insomma, che l'acqua rimanga un bene comune. Quindi gli stessi soggetti gestori del servizio idrico peraltro non hanno dato una situazione allarmante, ma comunque hanno delineato scenari complessivamente positivi e in qualche maniera rassicurante, rilevando però tutti, enti di gestione e enti territoriali che hanno partecipato a questa riunione, la necessità di individuare una governance superiore a cui tutti questi possano partecipare, in modo tale che ci si possa far sentire a livello regionale ma anche a livello nazionale, che è una cosa particolarmente importante. Per cui di fronte a tutte queste premesse e considerazioni chiedono che venga deliberato un ordine del giorno, quindi approvato anche dal Consiglio Comunale del Comune di Caorle, che ha partecipato a questa consulta, al fine di far sì che vengano individuate delle forti azioni di equilibrio e coordinamento per gli usi delle risorse idriche da parte delle autorità di distretto, e che venga fatta anche una corretta distribuzione di queste risorse idriche, e che non ci si liberi, insomma, da condizionamenti di posizioni di forza legati soprattutto all'ubicazione di dove la risorsa idrica si trova, e che siano intraprese delle iniziative intercomunali in modo tale da coinvolgere tutti i comuni del Veneto orientale, la regione, l'autorità di bacino distrettuale, strutture ministeriali, chiedendo l'adozione di misure di emergenza qualora ovviamente il meteo non rimanga, insomma, quello che attualmente è. E soprattutto di richiamare le istituzioni regionali e governative a sostenere i programmi di investimento che questo ente di governance, diciamo, intercomunale vorrebbe portare avanti per garantire l'efficientamento e il risparmio idrico, oltre al fatto di individuare delle azioni comuni tra i vari comuni, scusate il gioco di parole, che siano condivise per la sensibilizzazione dei cittadini al fine di un uso molto responsabile dell'acqua. E poi si sono individuati anche che siano avviate, delle collaborazioni tra comuni e altri soggetti competenti, azioni per razionalizzare e ottimizzare l'utilizzo dei pozzi privati, perché anche questo, insomma, è un tema importante. Quindi si chiede l'approvazione di questo ordine del giorno. Se ci sono interventi su questo punto? Niente, possiamo passare alle dichiarazioni di voto. Prego, capogruppo Zia. Grazie Presidente. A riguardo del punto esposto esprimiamo parere favorevole. Prego, capogruppo Marchesan. Sì, grazie, anche noi favorevole. Prego, capogruppo Miollo. Anche noi voto favorevole. Sono approvato all'unanimità, grazie. Ah, scusate, dobbiamo votare anche. Sono stanca. Voti favorevoli? Unanimità, grazie. E con questo dichiaro chiusa la seduta. Buona serata a tutti.